Allora, gestire l'ansia da prestazione, che io dico serve nella disciplina sportiva, stiamo parlando qua di sport, però poi trasposto in altre attività per i più giovani, gli esami che devono affrontare nella vita, dalla scuola allo studio, fino ad arrivare alle prestazioni e alle prove importanti di altro genere. Come si fa a gestirla? Leggiamo anche un messaggio, nella squadra di calcio di mio figlio, 15 anni, hanno fatto incontri con uno psicologo dello sport ed è stato molto interessante. Mio figlio ha tirato fuori cose che l'hanno aiutato molto, soprattutto nel rapporto con gli altri, non è da sottovalutare. Interessante questo messaggio. Prego. Allora rispondo prima alla domanda sull'ansia da prestazione. Qua si apre un capitolo veramente importante, nel senso che un po' di ansia quando si compete ci deve essere, perché altrimenti abbiamo un livello di attivazione basso che non riusciamo a performare. Questo vale per lo sport come vale per un esame, no? Quindi quell'ansietta che ci dà, quella verve ci sta. L'importante è che non sia troppo alta, che non sia disfunzionale. E quindi come si fa? Qua ogni atleta ha una sua chiave. Io dico sempre che la preparazione mentale è come un vestito che si cuce addosso all'atleta, quindi dare una risposta a passepartout viene molto difficile. Però anche qui si fanno degli esercizi, come dicevo prima, che vengono anche dalla mindfulness o esercizi di concentrazione. Io lavoro tanto anche con le luci di reazione, quindi... Cosa sono? Sono delle luci che si accendono a intermittenza e con le quali si possono fare determinati esercizi, magari in concomitanza con qualche esercizio, non lo so, faccio un esempio, faccio leggere un testo e nello stesso contempo l'atleta deve spegnere le luci che gli sono state assegnate, per esempio quelle di colore rosso, ok? Quindi questo che cosa comporta? Comporta essere sempre concentrati sul compito che stai facendo. E poi dipende anche dallo sport, quindi concentrazione dipende dallo sport che si fa, se è uno sport di squadra, se è uno sport singolo. Però, ripeto, il discorso dell'ansia è abbastanza complesso. Dico questo che secondo me è importante. Dipende appunto se è uno stress positivo o uno stress negativo, come spiegavo prima, quindi un po' di ansietta, quella che fa performare, ci deve essere. L'importante è poi saperla anche gestire, anche con degli esercizi di respirazione, no? Quindi, infatti la respirazione può venire a mancare nel momento di stress. La respirazione può venire a mancare perché l'ansia toglie il fiato, e quando gli atleti ti raccontano, dicono io mi sento un peso nel petto, non so come fare, quindi gli esercizi di respirazione aiutano ad abbassare il livello di cortisolo, che è un ormone appunto che ci fa provare, ho detto spiegato in maniera molto semplice, l'ansia, quindi andiamo ad abbassare questo livello di cortisolo per poi rientrare un po' in un regime più, diciamo, vivibile, tra virgolette, più performante. Quindi respirazione, anche questo ha un ruolo molto importante, perché non avere la capacità di effettuare della corretta respirazione fa compromettere tutta una serie di equilibri. Che rapporto c'è tra la vostra attività e quella anche dell'esperto di alimentazione, e quindi il tipo di alimentazione che serve per la mente, per la concentrazione e per la prestazione atletica? Ma è un rapporto tanto correlato. Io lavoro infatti con un gruppo di professionisti e siamo tutti uniti perché molto spesso capita che alcuni atleti non sanno di avere delle intolleranze e quindi magari mi dicono: ma io sono sempre stanco. Perché sono sempre stanco? Cosa mangi? Come mangi? E quindi andando a togliere determinati tipi di alimenti e aggiungendone altri, vediamo anche come la forza e anche la stanchezza assumono una connotazione diversa. Che uno non ci pensa effettivamente. Uno non ci pensa, ma anche dietro l'alimentazione c'è un mondo che è completamente correlato con anche la prestazione fisica.
Psicologia dello sport, in quali discipline è più importante? Diventa anzi a volte indispensabile. Prima facevo il distinguo tra sport individuali, abbiamo visto diversi, e sport invece di gruppo, di squadra, e c'è stato un telespettatore appunto che ci ha scritto persone adulte e più giovani. Ma guardi, è importante a 360 gradi, non solo per i giovanissimi, ma pensi anche al lavoro che noi facciamo con gli allenatori, perché anche lì si apre veramente una finestra importante, nel senso che come questi allenatori comunicano con i giovani. Molto spesso vado in campo e vedo che c'è ancora questa cultura di comunicare focalizzandosi sull'errore. Quindi mi ricordo quando ero a scuola che avevo l'ansia della maestra quando mi dava il compito, che vedevo la penna rossa, questo è sbagliato, quest'altro è sbagliato, sì, ma cos'è che ho fatto giusto? Me la dite una cosa che ho fatta giusta, no? E quindi anche questo è importante con gli allenatori. Iniziate ad avere un modo di parlare con gli atleti che sia positivo, quindi per esempio guarda questa performance, hai fatto bene quello, invece di dire hai sbagliato, la prossima volta lavoriamo per perfezionare anche questo. E per il resto quindi è importante per tutti gli sport, sia per sport singoli che per sport di squadra, ma pensiamo anche ai giovanissimi atleti. Lo sport sì, è estremamente importante per insegnare ai giovani a essere degli adulti migliori, no? Quindi se gli si insegna fin da piccoli come gestire le proprie emozioni, quindi come comportarsi in campo, il fair play, dopo saranno degli adulti migliori, avranno anche un approccio alla vita che sarà molto più funzionale. Quindi quando mi dicono ma mio figlio non ha problemi, mio figlio non ha bisogno dello psicologo dello sport, beh vedremo, però ricordiamoci che noi non è che curiamo, ci prendiamo cura, accompagniamo la persona, ma questo lo fa anche lo psicologo clinico, noi accompagniamo le persone in un percorso di benessere che è fondamentale per tutti noi, quindi la nostra presenza dovrebbe essere dovrebbe essere importante anche nelle scuole, dico nelle scuole tennis, in tutte le scuole dove si praticano sport a livello agonistico, dilettantistico, a partire dai piccoli, dai bambini, ma proprio per insegnargli bene il valore dello sport e anche appunto come superare, infatti, perché si parla tanto di resilienza, no? Ma c'è anche tanto da dire sull'antifragilità, perché uno è resiliente quando dice ok, io vado avanti, qualsiasi cosa mi capiti sono qua, sono forte, non mi spezzo, però dobbiamo anche fare i conti con le sconfitte, no? Quindi delle volte anche con la paura di vincere, e quindi la paura di vincere. C'è anche la paura di vincere. Molti atleti mi dicono ma io ho paura di vincere, ci sta. Perché? Perché quando vinco cosa capita dopo? Sono in grado di superare quello che mi comporta la vittoria? Parliamo di un atleta d'élite, ma anche di un atleta alla fine dilettantistico. Sono in grado di tenere il primo posto? Perché okay? Dopo ci sono le prestazioni successive. E dopo c'è una prestazione successiva. E quando parliamo di atleti d'élite, sono in grado di fare altre tot prestazioni perché ho lo sponsor che mi preme, ho l'allenatore che preme, quindi non è solo vincere. Poi guardi, parlando sempre con gli atleti mi riportano sempre questo aneddoto che ho piacere di condividere con voi. Io faccio spesso una domanda agli atleti, dico ma mi raccontate qual è stata la vostra performance migliore? Guardi, non sempre coincide con una medaglia. Molti mi dicono la performance migliore è stato quando mi sono sentito bene e poi
sono arrivato quarto, questo mi è successo da poco, un ragazzo che mi ha detto sono arrivato quarto, ma è stata la miglior performance che ho fatto perché ho gareggiato come volevo io e oltretutto ho fatto un secondo in più del mio tempo migliore, quello mi basta. Quindi questa è anche l'importanza, no, che deve dare lo sport, che deve essere non solo centrato sull'obiettivo, sul risultato, ma sul fatto che quando uno sta bene si diverte. Infatti, e questa è l'altra cosa bellissima, dovrebbe divertirsi nel praticare quello sport anche ad altissimi livelli, questo sì. I genitori, la famiglia, che tipo di... Stiamo parlando ovviamente di giovani sportivi, però insomma gli sportivi in genere tanti sono ancora giovani. Che ruolo viene ad avere? E quindi anche voi potete in qualche modo entrare nelle dinamiche familiari per supportare certi comportamenti che possono essere a volte positivi, a volte invece nocivi per i risultati per le performance atletiche? Beh, noi abbiamo e dobbiamo avere un ruolo importante anche per supportare le famiglie, anche perché le famiglie sono quelle che portano i bambini, no, a fare sport, per cui anche per un ragazzo è importante avere la famiglia vicino, ma è anche importante far capire loro come devono supportare i figli, perché molto spesso vengono caricati di ansia, no? Vengono caricati di aspettative che molto spesso non sono dei figli ma sono più dei genitori, ma perché vanno semplicemente guidati. Molto spesso i genitori agiscono per troppo amore, no? Anche delle volte per non vedere il figlio che sbaglia e che sta male, però è giusto anche che certe cose l'atleta le impari dalla sconfitta. Il nostro ruolo nella famiglia, all'interno della gestione, diciamo, di questa performance sportiva, dove rientrano anche i genitori, è molto importante, soprattutto anche quando i genitori vengono non ben visti, diciamo così, dagli allenatori, dalle società, quindi bisogna insegnare un po' tutti ad avere un ruolo definito. Perché può succedere anche questo, ci possono essere anche queste situazioni. Succede, sì. E qual è la sfida, una sfida importante per una professionista, una psicologa dello sport? Una sfida importante, bella domanda. Intanto è vedere il proprio atleta che sta bene, che è felice, e vedere il proprio atleta che dice guarda, ma sai che ho imparato questo, grazie perché mi ha insegnato questo, ho imparato a essere più resiliente, ho imparato a divertirmi di più, prima non mi divertivo, ho imparato a condividere, no? Anche con altri atleti, anche con gli amici, le proprie emozioni, ho imparato a riconoscere le mie emozioni. E questa è una cosa estremamente importante perché molte volte quando chiedo ma tu che cosa hai provato quando hai vinto? Partono da Adamo ed Eva, dunque allora e ti fanno tutto un discorso, ma che emozioni hai provato? Non le sanno, ma questo è molto difficile anche per noi adulti dalle volte, no? Esprimere le nostre emozioni, quindi immaginiamoci anche per un giovane atleta, per cui per noi è già un grande obiettivo quando iniziamo a formare questi atleti, a dargli un valore aggiunto. Quel valore poi, come dicevo prima, che li porta a essere appunto degli adulti migliori, perché ricordo che allenarsi mentalmente nello sport aiuta anche a essere allenati nella vita di tutti i giorni. Quindi se io ho un colloquio di lavoro, come faccio a performare, come faccio a esprimere il meglio di me, se ho un esame importante, come faccio? Anche quelle sono performance. Noi abbiamo performance tutti i giorni. Questo è molto importante. Allora riflettiamo su queste parole, abbiamo intanto la pubblicità, ritorniamo poi insieme e ci sono altre domande interessanti che vorrei portare alla dottoressa tra poco, oppure se voi volete approfittarne scriveteci.